Amici bellini, altre interviste nel periodo in cui parla anche Lavezzi. Ho guardato un po' di trasmissioni dove lui era ospite, insomma, poi la presenza di Careca, la presenza di Alemao. Però noi invece di guardare al passato dobbiamo guardare al futuro e al presente, e hanno parlato McTominay e Ngonghe con due modi probabilmente di vivere molto diversi. Cominciamo. Allora, ci diamo un saluto, una chiacchiera. Ieri il Milan con l'Inter, insomma 1-1, Inter con molte, insomma, seconde linee, e alla fine l'hanno accorciata, stavano perdendo, insomma, Gaetano Cutolo, benvenuto, perché poi la community è più importante di tutto nella vita. Lasciate un like per la chiacchiera quotidiana che comunque non ci facciamo mancare, e andiamo a vedere un po' queste parole, perché c'è un passaggio specialmente che ti fa capire. Si parla spesso, no? Quello è il giocatore contiano. Che cos'è il giocatore contiano secondo voi? Per un periodo uno poteva pensare magari il giocatore più fisico, giocatore che ha un impatto sui contrasti, eccetera eccetera. Ma secondo me, andando poi a capire, è una questione specialmente di mentalità. Quando Conte ci dice, se uno mi dice perché non giochi e risponde candidamente perché io già vincere partite, vuol dire che ti spieghi una serie di cose, perché alcuni giocatori non giocano, perché alcuni giocatori Conte ha difficoltà a metterli nelle rotazioni, e purtroppo mi viene da dire uno di questi è Ngonghe. Spostiamoci. Ringrazio sempre gli amici abbonati del gruppo Telegram che mi tengono aggiornato, non mi perdo niente. Se stare nel gruppo Telegram significa sapere le cose prima e poi le andiamo a recuperare. Ngonghe, intervistato Radio CRC, partner del Napoli, ci dice un po' di cose. Contro il Milan era una partita, andiamo abbastanza veloci finché non arriviamo al punto fondamentale. Partita importante, dovevamo aggredire e far vedere da subito che siamo forti. Il fatto che il Napoli parte forte da richiesta di Conte era normale iniziare così, perché noi siamo il Napoli. Sarà bello vedere come affronteremo il Bologna, se abbiamo questa sfrontatezza anche con loro, oppure perché il Bologna ti aggredisce alto, e se li aggredisci alti anche tu forse li puoi mettere in difficoltà. Ne parleremo. Si è visto nel primo gol come l'abbiamo preparata. Si è trattato di una giocata che abbiamo provato in allenamento, vi ricordate? Ve l'ho fatto vedere che l'hanno fatto 2 volte, preparata bene, interpretata correttamente. Noi che siamo entrati dalla panchina abbiamo cercato di aiutare la squadra nella parte finale, portando un po' di energia fresca. Si vedeva che facevamo fatica perché il Milan attaccava con tanti giocatori forti come Leao. Non era facile, ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Cose da migliorare, magari mantenere un po' di più la calma, soprattutto a fine partita. Dobbiamo continuare a guardare la palla, mantenere alta la pressione senza abbassarci troppo e senza lasciarli giocare. Molto bene. 400 gol per Lukaku. Io non ho giocato nemmeno 400 partite. Anche solo comparando questo dato si capisce la grandezza di questo traguardo. Ci siamo ovviamente complimentati con lui dentro e fuori dal campo. Si vede tutta la sua esperienza, la trasmette a chiunque. È un piacere averlo in squadra. Ruolo preferito? Di base io nasco come prima punta. Questo è già un passaggio fondamentale. De Laurentiis, il tuo rapporto col presidente come sta? No, sta benissimo. Come? Adesso che non gioco più siamo... Perfetto. Siamo diventati amici adesso. Con il tempo mi sono adattato a seconda punta e in Olanda sugli esterni. Se facciamo riferimento al ruolo di esterno, preferisco giocare a destra a piede invertito, però in generale preferisco giocare come seconda punta. Ricordo io che già quando io facevo scuola calcio avevo un mister che la pensava un po' così. Dice, era un attaccante che però aveva una grande corsa, e allora disse, se tu giochi attaccante puoi giocare anche esterno, perché così, e cominciava a metterlo sull'esterno. Poi dopo un po' di settimane, se tu giochi esterno puoi giocare anche terzino, perché ti fai la fascia così. Se giochi terzino puoi giocare anche di difensore, e lo abbassava sempre di più, anche perché spesso gli allenatori hanno bisogno di gente che corre e di gente che sa toccare il pallone anche nelle zone basse del campo, perché se devi partire da dietro con qualità, se tu metti solo quelli forti in avanti, la palla a quelli avanti non gli arriva. Ecco perché molti allenatori abbassano il raggio d'azione di alcuni giocatori. Pensate Pirlo,
Pensate lo stesso Cialanoglu. Sacrificio in fase difensiva, questo è il punto chiave. Mentirei se ti dicessi che mi piace. Non ci piace fare la fase difensiva, ma ovviamente è una cosa che nel calcio oggi va fatta. È un compito in cui sicuramente ho ancora da migliorare, ma ho 24 anni, quindi non mi faccio problemi, posso imparare meglio. Per la squadra lo faccio con grande piacere, poi partono le frasi fatte. Conte, oltre che abbassarci e aiutare il difensore centrale, il difensore laterale, ci chiede di restare molto larghi senza avere paura di andare nell'uno contro uno e di incidere nelle partite. Un buon cross, un tiro, un passaggio chiave, l'uno contro uno ci chiede questo. Ora, se lui candidamente in un'intervista pubblica alla Radio Partner di fronte a tutti dice a me piace la fase difensiva, non mi piace, è candido, è onesto, è sincero ed è bellissimo, ma immaginate come la vede, che Conte non ha bisogno di leggere questo, lo sa già, lo vede nell'applicazione dell'allenamento, quindi è naturale quando uno si chiede ma perché non gioca Ngonghe al posto di Politano ogni tanto, ed ecco la risposta chiara ed efficace, perché devi avere l'attitudine, la voglia di farlo, oltre alla capacità di farlo. Devi dimostrare che, faccio un esempio, il Mazzocchi della situazione sicuramente potrà avere dei limiti, ma la voglia di farlo in campo e in allenamento sicuramente l'avrà dimostrato. Ecco perché alle volte noi non sappiamo, dietro a delle scelte l'allenatore, ma com'è? È evidente che deve giocare quello, Conte out, oppure qualsiasi allenatore out, non sappiamo dietro che cosa ci sta. Quindi questo è già un punto chiave. È un giocatore contiano, Ngonghe? Mi sa di no. Allenamenti con Conte, questo anche lui, come Neres, come tutti gli altri. Prima che arrivasse avevo parlato con un calciatore dell'Inter che era stato allenato da lui, mi aveva detto che non sarei stato pronto, ma non gli avevo creduto. Ha detto che sta a Cire. Poi siamo arrivati in ritiro, abbiamo fatto un mese di fatica vera e propria. Gli allenamenti sono allenamenti che non ho mai fatto in nessun'altra squadra, ma ci hanno permesso di diventare dei mostri in mezzo al campo, andando anche oltre i nostri limiti, un sacrificio per un grande risultato. Il Bologna sta facendo molto bene con Italiano, che è un allenatore che a me piace. Loro giocano un calcio molto aggressivo, sono bravi soprattutto nell'uno contro uno. Un fattore importante per noi può essere che se superiamo bene la pressione andiamo in porta. Questa è una cosa che Conte aveva detto anche durante la partita col Milan: se usciamo bene da dietro siamo in porta. Dobbiamo fare attenzione a non perdere palle stupide, perché se prendono palla alta può diventare pericoloso. Dobbiamo essere concentrati quando abbiamo la palla. Finale di stagione, non siamo preoccupati, ma concentrati e sicuri delle qualità che ci sono nella rosa. Ci guardiamo tutti negli occhi, ci guardiamo nell'animo e analizziamo partita dopo partita. Alla fine faremo i conti, lasciamo tutto sul campo, sia negli allenamenti che nelle partite, la famosa maglia sudata. Dopodiché McTominay invece intervistato da Rory Smith, giornalista del New York Times e The Athletic. I pomodori i pomodori non li ho mai mangiati a casa, sono solo acqua rossa. Qui invece hanno avere il sapore dei pomodori. Questa è una cosa che non avviene solamente in Scozia. Io stesso, se qua devo andare a prendere un pomidoro, non sape niente, per forza c'è da mettere chili di garlic, chili di sale, olio, formaggio squagliato sopra, perché non sanno di niente. McTominay e Gilmour condividono uno chef privato. È così bravo, è so good. Vedi, tu non devi tradurre così bravo quando la cosa magari iniziale it's so good, non fa niente. Va a prendere le verdure, il pesce e tutto il resto al mercato ogni mattina. È incredibile andare a prendere tutte le mattine. Manchester United, quando sono entrato in prima squadra ero piuttosto sbagliato nel ruolo in cui giocavo. Va bene. Non è stata colpa di nessun allenatore, i miei punti di forza sono sempre stati entrare in area, segnare gol, essere un problema lì dentro. Ma venivo utilizzato come numero 6 o come difensore centrale e quello non è mai stato il mio ruolo. Questa è una cosa che vi ricordate quando sono uscite le carte di FIFA e McTominay la guarda e dice hanno sbagliato il ruolo pure qua, ma non fa niente, perché veniva considerato male come uno, magari un centrocampista difensivo, uno che deve fare la lotta. Perché lo ha fatto? Perché dedito al sacrificio e magari quando hai un'opportunità ti butti anche a farlo, ma lui è uno che deve stare vicino alla porta perché ha tempi di inserimento, ha senso del gol, c'ha la fisicità per andare di testa, lo stiamo vedendo. Quando giochi per il Manchester United e hai 20 anni non puoi bussare alla porta dell'allenatore e dire che ti aspetti di giocare come numero 8 prima di Paul Pogba. Non è realistico. Devi conoscere il tuo posto e fare quello che ti viene chiesto di fare. Nelle ultime stagioni ho iniziato a entrare un po' di più in aria, a segnare più gol e poi l'anno scorso è stato il mio migliore.
Prima Pogba, poi Eriksen, poi Casemiro. Eriksen, giocatore contiano, non contiano, cioè giocatore che ha giocato con Conte, ma evidentemente non contiano, perché me ne ricordo giocatori, tifosi interisti, non fai giocare Eriksen, non fai giocare la qualità. Ci spieghiamo il perché. Avrebbero sempre firmato qualcuno che non sarebbe stato necessariamente la gente che aspettava che fosse una traduzione importante, ma si capisce. La mia mentalità era che ero sempre lì, pronto a partire, pronto a cogliere la mia opportunità. Ho sempre voluto dimostrare il mio valore, mostrare che potevo giocare ogni partita. Non è il genere di cose che mi influenzano, puoi avere solo il controllo di ciò che fai. Per un po' gli è sembrato di soffrire qualcosa che affligge un numero considerevole di giocatori cresciuti in casa. Sono destinati a essere considerati lavori in corso permanenti. Questo è un altro discorso molto, molto generale, perché tu c'hai i vari Zerbini, i vari Gaetano, i vari, che ne so, Zanoli, quelli là che li prendi da giovani e poi non esplodono mai del tutto e dici ma è ancora giovane, poi vediamo, e poi finiscono nei vari prestiti. Non ci avevo pensato in questo modo, ma è potenzialmente vero. È il Manchester United. Devi essere pronto, i tifosi non tollerano nessuno che non sia pronto. Potresti giocare 10 o 40 o 50 partite e poi essere spostato solo perché non sei pronto in quel momento, quindi devi andare a imparare e a migliorare. Sono stato fortunato a giocare 250 partite, a vincere la Coppa di Lega e la FA Cup, ma volevo vincere di più. Vuoi sempre vincere. Mentalità. Non appena gli è stato detto che il Napoli era interessato ai suoi servizi è stata un'attrazione immediata, dice. Aveva sempre cercato di mantenere una mente aperta a diverse opportunità, le cose erano difficili a Manchester. Non sapevo cosa stesse succedendo esattamente e conosci subito il Napoli, la passione dei tifosi, la qualità del campionato. Signori, questo è un acquisto che ha il sapore di quegli acquisti fatti dal Real Madrid, cioè noi facciamo sempre il discorso perché ci è andata bene con Anghissà, no? I giocatori che vengono dalla Premier League vengono nel campionato e possono giocare in ciabatte e dominare, ma parliamo oltre dal campionato a cui vengono, dalla squadra in cui vengono, dove non sono i protagonisti assoluti. Vedi Albiol, vedi Callecon, Higuain mezzo e mezzo perché se la divideva con Benzema, ma abbiamo visto anche per longevità di carriera che Benzema era un'altra cosa, ma non tecnicamente, magari Higuain era più forte, però mentalità, voglia di essere e di fare. Vengono in una realtà come Napoli, sono i padroni del mondo. Quindi è importante, alle volte vanno bene 2 o 3 acquisti come Marianucci, va benissimo, però quando ti vai a prendere anche quelli che sono gli scarti di squadre fortissime che hanno già un impianto societario che ti fa crescere, una mentalità che tu sviluppi già da piccolo, è una cosa che molto spesso funziona. Poi, aggiungiamo, non basta il nome dietro la maglia perché devono arrivare anche in un momento di carriera importante. Pensate ad oggi Walker, tu te lo prendi che alla fine della sua carriera non può essere più decisivo, lì stai prendendo il nome che ha la mentalità sicuramente, che ha l'esperienza, ma nel caos generale anche lui si perde. La gente deve stare attenta quando dice che l'Italia e la Spagna non sono alla pari con la Premier League. Fisicamente e tatticamente ho giocato alcune delle partite più difficili qui. Lezioni di italiano, un paio di volte a settimana, assiduo nell'eseguire esercizi e varie app, starà su Duolingo. Ho sempre desiderato imparare una lingua, deve partire da te. Quando noi diciamo Kvara non sa imparato l'italiano, Simen come si permette, quella, lo stesso Lobotka, ce la prendiamo con Lobotka perché non parla una parola di italiano? Deve partire da te, non è questione che non imparano l'italiano e il napoletano perché non ci amano, è una voglia che deve partire da te uomo prima che da te calciatore. Poi sarebbe anche il caso, questo lo dico io da uno che è andato all'estero, che tutta l'Italia imparasse un pochino anche l'inglese, perché non dobbiamo considerarci il centro del mondo, ma questo è un altro paio di mani. È una cosa grandiosa da poter fare ed è importante che le persone ci vedano abbracciare anche la cultura. Questa è proprio mentalità. La città è fantastica, è completamente diversa, dobbiamo, quando dice se dice different non significa diversa, ma va benissimo. In realtà quando dice different tu intendi speciale, ma andiamo avanti. Dobbiamo dimostrare che ci teniamo alla città e alla cultura oltre a giocare bene. Insomma, quando si va poi sul mercato e prendi dei giocatori, devi valutare oltre quello che sanno fare col pallone cosa c'hanno in testa, ed è quello fa tutta la differenza.
Tu hai preso un Kvara che veniva da un campionato semisconosciuto, grandissimo talento, però si vede e si vedeva e si vede ancora adesso che Kvara c'ha una mentalità cristiano ronaldesca di campo, campo e campo, ogni tanto casa, campo e campo, 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 ogni tanto chiesa, tutto questo nella sua anima di atleta e la voglia di crescere mentalizzato proprio per quello, cosa che per esempio Lavezzi non aveva. E io amo Lavezzi fino alla fine dei miei tempi perché ci ha fatto vedere qualcosa che non si vedeva dai tempi di Maradona. Quindi questa è la grandissima differenza che passa tra un giocatore che ha la potenzialità, perché quando arrivano in Serie A, quando arrivano ad alti livelli, ce le hanno tutti la potenzialità di fare, e quelli che poi alla fine ci riescono. Poi serve anche un po' di mazzo, perché per esempio un Lavezzi che arriva da contestato, la cosa che diciamo, no, c'è sta poca chiattolilla eccetera eccetera, poi ha un grande impatto e poi la carriera si sviluppa in un certo modo. Se non hai il grande impatto devi faticare alla Mario Rui per poi guadagnarti l'apprezzamento anche del resto dei tifosi, perché ricordiamo che noi ce la giochiamo così con il controller quando sono in grande forma, ma questi sono esseri umani con tutta una serie di situazioni collaterali che non sempre li portano a performare come se fossero dei videogiochi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci abbracciamo, ci baciamo sempre in maniera casta e ringrazio tutti quelli che supportano tutti i giorni guardando dei video anche quando non ci sono delle notizie pregnanti, perché però non dovreste tradurre con pregnant, perché quella è un'altra cosa.